Giovedì 25 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. In primo piano una notizia che interessa il mondo scolastico della provincia di Belluno, con una riflessione dell'assessore Donazzana, assessore regionale all'istruzione. Delusa dai licei bellunesi, qui abbiamo investito molto, mi aspettavo l'avvio del Made in Italy. Sono delusa che non sia partito alcun liceo Made in Italy in provincia di Belluno, dove come regione abbiamo investito molto in questi anni. Elena Donazzana, assessore veneto a istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità, non nasconde l'amarezza per la mancata adesione al nuovo indirizzo, ma anche per la tiepida accoglienza delle sperimentazioni per la formazione tecnica e professionale 4+2 che in provincia ha visto l'adesione del solo istituto agrario. L'approfondimento di Dallanese a pagina 19. Appello al ministro Calderoli, UNCEM rilancia, sono necessari altri 300 milioni per la montagna, reclamati maggiori investimenti non solo dallo Stato, le regioni versino 200 milioni di euro. Cortina ai cantieri dei giochi, aziende in corsa per l'Olimpico, Confindustria esulta per il bob. Dopo la pista di bob, chiusa anche la gara per lo stadio olimpico, Confindustria esulta. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 28. E a proposito di Cortina, Coppa del Mondo di sci, la campionessa si racconta, la Goggia coccola Cortina, l'Olimpia è la mia pista. Sulle Tofane, l'azzurra ha messo in fila 3 successi e un brutto incidente che poteva costarle Pechino. L'approfondimento di De Rosa, a pagina 36. Sempre dal bellunese, da domani libro in edicola con il giornale quando i veneti fuggivano in esilio, notizia quindi non del bellunese ma che interessa comunque il nostro territorio visto che si tratta di emigrazione, l'articolo a firma di Francesco Iori. E ancora fuga di gas a Maras, siamo nel comune di Sospirolo, asilo chiuso, 60 bimbi a casa anche oggi. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano ci porta sempre a Cortina d'Ampezzo. Bob, la spinta di tutta la provincia. Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, industriali bellunesi a fianco della Pizzarotti, favorevole anche la Brignone, serve al movimento. Il Bob torna in pista a Cortina, la notizia che è stata approvata la proposta dalla commissione aggiudicatrice per il bando della nuova pista per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 è stata accolta con soddisfazione da sportivi e amministratori. Nel coro di consensi anche la voce di Confindustria Belluno Dolomiti, dice la presidente Lorraine Berton. Il mondo dell'impresa con la società Pizzarotti ha accettato la sfida della pista da bob a Cortina, gettando ancora una volta il cuore oltre l'ostacolo. Ora tocca alle istituzioni e ai vertici dello sport fare altrettanto. Il bob a Cortina è la garanzia di Olimpiadi vere, favorevole anche Federica Brignone, una delle grandi dello sci azzurro, impegnata ieri nelle prove della discesa libera di Cortina. Bello avere l'impianto in Italia, serve per il futuro del movimento. Gli articoli di Bolzonello e Di Bona. Foto di copertina, Belluno, consenso bipartisan dopo il via libera del sindaco, 30 all'ora sì dell'opposizione. Come a Bologna, anche Belluno è favorevole alla città a 30 km/h. E ancora da Cortina, la Coppa del Mondo entra nel vivo, l'appuntamento è appunto per questo fine settimana appunto nella perla delle Dolomiti. Il postino va in pensione, sparite le raccomandate, notizia che ci porta a Serena del Grappa, i cittadini del comune feltrino protestano, da quando è andato in pensione il vecchio postino le lettere non vengono più consegnate, a fine anno infatti è andato in pensione lo storico portalettere del comune di Serena del Grappa, una persona riconosciuta da tutti che ha sempre portato avanti il suo operato nel migliore dei modi, nonostante le difficoltà ben note che poste stanno attraversando nel reperimento di personale che svolga questa mansione. Ho contattato le poste, spiega il sindaco Scopel, speriamo una soluzione in tempi brevi. Bella notizia dal mondo del gelato, l'artigiano feltrino Marco Reato sul podio dei migliori gelatieri italiani. L'approfondimento di Dallò a pagina 15. E ancora, Camere di Commercio nel 2023 perse 267 aziende, ma assicurazioni e imprese turistiche sono in crescita. L'approfondimento di Toscani a pagina 2.
Per quanto riguarda lo sport, appuntamento con lo scudetto oggi all'Olimpico, Cortina a caccia del 18° tricolore. Calcio, finalmente Cavarzano, gran ritorno alla vittoria. L'approfondimento di Tramontina, pagina 14. RCE Autovelox sparito da giorni, ma solo per manutenzione. Nessun atto vandalico, l'apparecchio non è stato preso di mira da Fleximan, ma spento per alcuni giorni, aggiunti 3 pannelli solari. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Imprese in ginocchio, chiuse 267 in un anno. I dati della Camera di Commercio restituiscono un territorio in difficoltà. Manifatturiero e ristorazione i settori più colpiti, 52 le serrande abbassate. La fotografia delle imprese bellunesi segna da un anno all'altro un meno 267, incluse le oltre 170 ditte cancellate dal registro imprese camerale, al termine di un importante ed attento procedimento di depennamenti d'ufficio che, conclusosi nell'ultimo trimestre del 2023, ha creato una significativa discontinuità nelle consistenze della demografia di impresa della provincia, a modificare gli equilibri e in particolare il settore terziario. Anche al netto delle ditte individuali, tra i comparti con maggior perdite sono il commercio, all'ingrosso al dettaglio, la ristorazione e il manifatturiero. Crescono invece le sedi di imprese e le filiali dipendenti per le attività finanziarie e assicurative, le attività professionali e per l'ospitalità turistica. Notizia sempre che troviamo in questa pagina: maschere fuori norma, sequestrata merce per 15.000 euro, operazione della Guardia di Finanza in un negozio gestito da un cinese che ora rischia una pesante sanzione. E adesso la notizia che ci porta a Cortina, pista da bob smart, industriali bellunesi a fianco di Pizzarotti. La presidente Berton conferma l'impegno dei suoi associati a sostegno del progetto. Ora tocca alle istituzioni, alla politica e allo sport gettare il cuore oltre l'ostacolo. Gli ambientalisti avvertono, pronti ad ogni azione per fermare il progetto, incubo di ricorsi sul cantiere, CAI, WWF, Mountain Wireless e altri sodalizi promettono battaglia. Attesa finita, ruolo basilare della società. Sul tema dell'assegnazione del progetto per la costruzione della nuova pista da bob in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 interviene il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. E passiamo a pagina 6, limite di 30 km/h, consenso bipartisan, notizia che riguarda il comune di Belluno. Anche le minoranze in aula, seppure con qualche distinguo, convergono sulle posizioni espresse dal sindaco De Pellegrin. La proposta era stata lanciata dalla FIAB per favorire la mobilità di ciclisti e pedoni sul modello di Bologna. La flotta strade gelate, il postino suona sempre, in servizio ogni giorno 46 Panda 4x4. Poste Italiane garantisce il recapito di corrispondenza ai pacchi anche dove il meteo crea difficoltà stradali. Siamo a pagina 7, volontariato sociale, appello del comune. In occasione della giornata della memoria, l'amministrazione organizza un convegno per diffondere il senso di comunità. Nei giorni scorsi l'assessore Dal Ponte aveva fatto il punto con i numerosi sodalizi che operano a fianco di Palazzo Rosso. Il commento: autonomia differenziata, artigiani, strumento che serve allo sviluppo. La presidente Scarzanella soddisfatta del progetto dell'iter, notizia che interessa l'autonomia richiesta dalla Regione Veneto e che dovrebbe interessare, che interesserà anche il bellunese. Siamo a pagina 8, Feltre, ciclabile Prati e Bentivoglio, una strada in tutta sicurezza, terminati i lavori lungo la via dietro l'ospedale nel quartiere del Boscarizza. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona, provvederemo alle asfaltature. Notizia di spalle, turismo locale, la promozione arriva in Spagna. Il consorzio da ieri a domenica partecipa alla Fitur di Madrid. Il presidente Lionello Gorza, tra le proposte, camminate, gite in bicicletta e volo libero. Siamo ancora a Feltre, Palio 15 ducati, Enrico De Cetta è il nuovo presidente del quartiere del Duomo. Ho gareggiato come arciere in ben 18 edizioni, Piazza Maggiore è come la mia casa. Siamo a pagina 9, la pediatra Elena Rasori lascia l'incarico libero professionale, i piccoli pazienti affidati a Matteo Giuseppe Bonza, sono a disposizione anche altri medici come Erika Giacomelli che ha ottenuto l'incarico definitivo. E adesso il fatto di Serendel Grappa, storico postino in pensione, raccomandate scomparse. Da quando quel portalettere non c'è più, la distribuzione in paese è andata in tilt. I cittadini da circa un mese arriva in casa solo qualche lettera, ma nulla di più. Il sindaco Dario Scopelle: ho contattato Poste Italiane, speriamo ci sia una soluzione. La Mona, notizia di spalle, la riabilitazione rinasce, dopo 15 mesi torna a casa, i pazienti saranno trasportati da una ventina di ambulanze. Gabbie e trappola per gatti nel Merino dei Vandali, siamo a Cencenighe, le strutture sono utilizzate dal gruppo Randaggi a Gordini per salvare i felini, l'associazione sono danni pesanti visto che a noi costano, e vediamo appunto una
gabbia trappola di Randagi a Gordini che è stata danneggiata dai vandali a Cencenighe. Borgo Valbelluna tornano le Ape Car, tutto pronto per il Friend Trophy. Sabato a Pellegai sarà riproposta la gara dopo anni di assenza. Ponte delle Alpi, Socchère, sito archeologico allo studio dell'università. L'Ateneo studierà i segreti della grotta dell'età del bronzo. E continuiamo con il Cortina, vigilia di Coppa, grande attesa sull'Olimpia, oggi seconda discesa di prova, domani la prima libera, Goggia indietro, miglior azzurra la Brignone, sempre bello qui, tantissimi gli eventi collaterali di festa ma anche occasioni di confronto, attesa per l'appuntamento sulla infomobilità. E a Ronzo di Cadore invece la giornata della memoria, cambio di programma, vediamo appunto il cambio, domani alle 20:45 il programma che è stato modificato per il ricordo della giornata della memoria. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 16. La montagna non si accontenta, sono necessari altri 300 milioni. Uncem reclama maggiori investimenti non solo dallo Stato, le regioni devono raddoppiare i fondi del Fosmit, servizi, detassazione e una variabilità e una viabilità migliore, alcune delle priorità emerse dal questionario. Parliamo del disegno di legge per le terre alte. Parametri economici e sociali per la definizione di montanità. Bussone chiede di non considerare solo i criteri di altimetria e dipendenza. Questa la richiesta del presidente di Uncem, che è l'unione delle unioni montane, ovviamente, che rappresentano molte parti del territorio, praticamente tutto il territorio, in questo caso della provincia di Belluno. Ma sempre in merito al disegno di legge per le terre alte, il crollo dei bellunesi attivi, una minaccia per gli ospedali, l'evoluzione demografica bellunese anticipa di 15 anni il fenomeno a livello nazionale. Dal 2001 la fascia 15-64 anni è calata di 18.146 unità, chi ha più di 65 anni sono cresciuti di 11.000. Ricchezza in calo significa meno tasse, quindi le regioni taglieranno sulla sanità, le strutture inefficienti saranno soppresse per difendere la qualità di cure e prestazioni. Notizia quindi che interessa il futuro del territorio bellunese, anche in questo caso in vista della sanità. Verso le elezioni si parla di politica, pagina 18 del Corriere delle Alpi, la Lega sulla terza lista, più che di area civica sono sindaci di centro. Provinciali, il segretario De Bernardini replica ai colleghi, solo la politica potrà riportare l'ente alla elettività. 2 articoli riferiti all'autonomia, Confartigianato serve un Veneto più forte, il Barda aspettiamo una svolta per Belluno. E adesso la notizia che ha aperto come articolo in primo piano la prima pagina del Corriere delle Alpi, il no al Made in Italy spiazza Donazzan, la scuola bellunese mi ha deluso molto. L'assessore regionale amareggiata per la mancata adesione dei licei, qui abbiamo investito, ho perso un'occasione per crescere ancora. L'intervista è di Paola Dallanese, sono delusa che non sia partito alcun liceo Made in Italy in provincia di Belluno, dove come regione abbiamo investito molto in questi anni. Elena Donazzan, assessore Veneto a istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità, non nasconde l'amarezza per la mancata adesione al nuovo indirizzo, ma anche per la tiepida accoglienza della sperimentazione per la formazione tecnica e professionale 4+2, che in provincia ha visto l'adesione solo dell'Istituto Agrario della Lucia di Feltre. Economia, perse in un anno 267 aziende, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo con pagina 22, completata la ciclabile dietro l'ospedale, ora tocca via Segusini. Racconto del presidente Anteas, telefonate a vuoto all'ufficio Dolomiti Bus, spero sia un caso. Una storia di ordinario disservizio raccontata minuto per minuto di un giorno di gennaio dal presidente di Anteas, la Cometa, Maurizio Vecchio, che ha avuto a che fare con Dolomiti Bus per alcune informazioni telefoniche che ha potuto ottenere solo recandosi agli uffici feltrini. Palio di Feltre ed eccetta la guida del Duomo, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Omicidio alla stazione, siamo in questo caso ad Alano di Piave, è un dolo d'impeto, la coltellata a Costa, Sanchez chiederà il proscioglimento. L'imputato in concorso per la morte di Antonio Costa punta a uscire dal processo già il 13 febbraio, mentre è più difficile per Dominguez. La MON, distaccamento dei pompieri ai magazzini comunali, l'amministrazione punta a renderlo operativo entro la fine del mandato. Domani sera incontro per spiegare le modalità per diventare volontari.
Domani a San Gregorio il libro romanzo Inter presentato da Turrini, l'appuntamento è alle 18:30 in Sala Tina Merline. E ancora Fiera di Rinnovazione nella palestra di Sorriva, siamo a Sovramonte, 3 giorni dal 26 al 28 aprile. Domani invece alle 20:30 al Casel di Celarda si parla di agricoltura. Siamo a Sospirolo, fuga di metano sulla provinciale Amarassa, evacuata la materna con 67 bambini. L'allarme dopo che alcuni passanti avevano segnalato il caratteristico odore. La scuola oggi rimarrà chiusa. Ordinanza del sindaco dopo l'arrivo di tecnici di BIM Infrastrutture e dei vigili del fuoco. Blitz in un negozio di Sedico, gadget di carnevale a San Valentino, la finanza sequestra 4.000 prodotti. Ma continuiamo con l'Alpago, Giro d'Italia, 100 giorni al via, Alpago al lavoro per la tappa. Stasera sarà illuminata di rosa la passerella ciclopedonale sul torrente Tesa. A inizio febbraio vertici con i commercianti, esposti manifesti e striscioni. Longarone, monumento agli zattieri, la Fameia lancia il concorso per artisti, Ponte nelle Alpi, servizi per la scuola, aperte le iscrizioni a mensa e trasporto. E ancora dall'Alpago, riuscita la festa d'inverno degli alpini di Cornei. Siamo a pagina 27, Pesaro, una notizia che interessa il territorio bellunese, trasferta dell''ndrangheta contro un pentito, quella bomba doveva scoppiare a Canale. Le testimonianze in un processo per omicidio a Pesaro fanno luce sul ritrovamento di esplosivo nel bellunese nel 2021. Gli affiliati di mafia dovevano liquidare un ex affiliato protetto in provincia. Coccole al Labrador Mascia, a Villa San Giuseppe ora arriva la Pet Therapy, parte il programma, gli anziani potranno interagire con il cane, in questo modo si stimolano la capacità cognitiva degli ospiti, notizia in questo caso che ci porta a Livinallongo del Col di Lana. E adesso Cortina, lavori all'Olimpico, ci sono candidati, Confindustria esulta per la pista Monti, il presidente regionale Carraro, la nostra voce ha pesato, i giochi vanno oltre lo sport, impulso al sistema paese. Il fronte contro lo Sledding Center, gli ambientalisti in pressing, il CIO non conceda proroghe. Mentre si concludono i bandi olimpici e l'imprenditoria sollecita a recuperare il tempo perduto, il mondo ambientalista ripete un rotondo no, anzi sprona il CIO a mantenere le sue posizioni. Staremo a vedere l'evolversi di questa situazione. Cortina, climbing e scialpinismo, 2 giorni di eventi con gli Scarpa Ice Days. Vodo, segreteria comunale, addio alla convenzione. Siamo ad Auronzo di Cadore con pagina 29, maxi impianto per il legname, così la regola batte il bostrico, operazione da 300.000 euro per attivare il macchinario a Cimagogna, la lavorazione automatizzata dei tronchi sarà più rapida ed efficace, verrà messo a disposizione di altre realtà del territorio. Comelico Superiore, rubinetti asciutti per lavori alle condotte, l'interruzione dell'acqua riguarderà le utenze del comune di Comelico Superiore nella località Sega di Gon, Ponte Mina e Candide, ad eccezione di via Paolo I e 6 novembre. Civici dal 112 al 184. L'acqua verrà tolta dalle condutture a partire dalle 9 di questa mattina e fino alla conclusione dei lavori che riguardano la manutenzione della rete idrica. Architettura, premiato lo studio sulla storica seggiovia Pieve Col Contras, aveva 94 anni, domani l'ultimo saluto. Addio a Don Sergio Tessari, per tanti anni in Comelico, discrezione e bontà. Dalla rubrica Cultura e Società, Mamma vo in America, tra miseria e speranza c'era il Fosso Grando, storia dei veneti che lo attraversarono. Mariano Berti racconta l'esilio di massa tra 800 e 900, il libro è da oggi in edicola con la rivista, con il quotidiano Il Corriere delle Alpi. E il titolo appunto è Mamma vo in America. Continuiamo con la rubrica Giorno e Notte. Sabato a Cortina, quel volto inedito degli alpinisti negli scatti di Jim Harrington. Il fotografo statunitense presenterà la sua nuova opera tra foto e racconti, un altro colpo per la rassegna di Chiamulera che apre l'Olimpiade Culturale. E adesso lo sport, rimaniamo a Cortina, hockey alle 20:30 all'Olimpico, un Cortina spietato vuole lo scudetto, i conti vanno chiusi subito questa sera, una vittoria in gara 2 garantisce un'altra fetta di storia, Barnabo e compagni, reset mentale e cinici in attacco. Sempre dall'hockey Serie B, la Lega di scena a Pergine con l'Appiano nel mirino, Feltre trasferta a Cavalese. Ancora hockey under 16, Cortina Lega in scia dopo aver travolto il Renon. Calcio di eccellenza, Cavarzano rimonta il Favaro, 3 punti d'oro per la salvezza. E ancora Serie D, calcio, Nunic sprona la Dolomiti, possiamo fare molto di più. Pallavolo da Rold, regalo ai tifosi coach Fefè De Giorgi a Belluno il 2 febbraio. L'allenatore della nazionale maschile sarà Giovanni XXIII per presentare il suo nuovo libro Egoisti di squadra.
Sci alpino paralimpico, Coppa del Mondo, René De Silvestro è ancora sul podio, l'argento in slalom è la terza medaglia. Tennis a squadre sedico misto, polpette e Belluno femminile in lizza per un posto nella finalissima. L'addio a Gigi Riva, in 30.000 a Cagliari per salutare Rombo di Tuono, le esequie dell'ultimo eroe del calcio. Monsignor Baturi nell'omelia ricorda l'alto profilo morale dell'uomo e le prodezze da atleta, torna a correre a braccia alzate ed ecco appunto i più di 30.000 che hanno voluto salutare Gigi Riva. Terminiamo con ancora un'altra notizia sportiva che interessa Cortina, la Beniamina di Cortina. Sofia Goggia torna da protagonista sulla pista Olimpia, dove ha vinto 3 volte dal 2018. È la tappa a cui sono più legata fra quelle presenti nel circuito della Coppa del Mondo. Questo è il programma della Coppa del Mondo femminile a Cortina. Oggi alle 11 discesa libera seconde prove, domani alle 11 discesa libera prima gara, sabato alle 10.30 discesa libera seconda gara e domenica alle 10.30 Super G prima e unica gara. Ecco un estratto di questa intervista a firma di Gianluca De Rosa a Sofia Goggia. Da parte mia c'è tanta voglia di scendere in pista e recuperare il tempo perduto. Sarebbe un peccato se l'Italia dovesse spostare qualche disciplina all'estero. Ovviamente una riflessione rivolta alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Cortina si riaccende per la 3 giorni, gare ed eventi tra Romerlo e il centro, nel parterre musica e spettacoli live con l'animazione curata da Radio Bella e Monella e Peter Pan. In paese festa ogni pomeriggio con il quartiere generale fissato alla conchiglia di Piazza di Bona. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, di notte nebbie da sparse a locali andando da sud-est a nord-est in dissolvenza di mattina e localmente in nuova formazione di sera. Sui monti cielo poco o parzialmente nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.